Andate al cinema. Portate i vostri figli. Un film per grandi e piccini. Con Movie Time, la magia del cinema. Con Vincent. Wow. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. va ora in onda Giallo Radio Club, racconti noir dal passato e dal presente, scritto e condotto da Laura Marinaro. Siamo gli ospiti di oggi, abbiamo qui dal vivo. Aspettate che ho un problema alle cuffie, non sento. Bello della diretta. Aspetta, è il bello no, è proprio... Non è mai stata qui. Scusate. Ma no. Va bene, dai, parlo solo io. Salutiamo gli ospiti di questa prima puntata. Oh, ecco, adesso mi sento, scusatemi tanto, ma devo sentirmi anch'io. Non devo sentire solo gli altri. Io ti stavo sentendo. Sì, è vero, gli altri mi sentivano, ma io non sentivo me stessa. Allora, siamo tornati a Giallo Radio Club, puntuali, come sempre, il mercoledì dalle 16:30 alle 17:30. Vi saluto, io sono Laura Marinaro, insomma, per chi mi ha seguito quest'estate, sono stata attiva anche dalle vacanze che non ho fatto, perché abbiamo avuto un giallo e oggi ne parleremo. E quindi bentornato a Fabrizio Carcano, il nostro mitico direttore di collana Giungla Gialla, giallista e opinionista. Tra l'altro storico conduttore di questa radio. Storico conduttore di questa radio. Negli anni roventi, inizio 2000. Quindi è un ritorno per lui. Stiamo aspettando un altro ospite, ma non si è ancora collegato, comunque ci raggiungerà. Allora, insomma, essendo la prima puntata di questa nuova stagione e soprattutto ritrovandoci dopo quest'estate veramente di fuoco dal punto di vista insomma dei casi di cronaca nera, questa puntata voglio dedicarla a un caso che è stato un giallo per un mese e poi si è risolto. Però un caso che ci ha colpito tantissimo, vedremo anche perché, e poi c'è quindi che è la storia di Sharon Merzeni, e poi nella seconda parte parleremo anche della strage di Paderno Dugnano. Allora, avrei voluto farvi ascoltare le parole dello zio di Sharon alla manifestazione che c'è stata domenica scorsa a Bergamo. Enrico Verzeni ha letto una lettera, insomma, diretta anche all'assassino di Sharon, e possiamo immaginare insomma che cosa abbia detto. Ovviamente non in questo caso non ci può essere spazio assolutamente per un perdono, tantomeno per accettare le scuse di questa persona. Si chiamava Sharon, lei vedete le foto, aveva 33 anni, lavorava in un bar vicino a casa, a Terno d'Isola, dove abitava col suo compagno Sergio Ruocco. La coppia stava per partire per le vacanze per la Grecia e progettava di sposarsi. Sharon voleva figli probabilmente, voleva vivere come tante, ma nella notte tra il 29 e il 30 luglio, in particolare alle 0:50, 0:52 più o meno, lei stava camminando perché sceglieva quell'ora perché era fresco, faceva molto caldo quei giorni, non so se ricordate. È stata colpita da 4 coltellate, una all'addome, sempre da tergo, e 3 alle spalle, da di fatto uno sconosciuto che l'ha colpita mentre, ha detto il PM, si trovava al posto sbagliato al momento sbagliato. Io direi che non era tanto Sharon che si trovava al posto sbagliato al momento sbagliato, ma chi l'ha colpita, visto che poi adesso ne parleremo, probabilmente avrebbe dovuto essere da qualche altra parte.
Allora, di questa storia, cioè noi ovviamente su questa storia che si chiama Moussa Sangare, no, questo soggetto che i carabinieri hanno definito, ehm, un first killer ma potenziale serial, poi vediamo se è solo potenziale. Lui ha 31 anni, aspirante rapper, diciamo, dei Noi Altri. In realtà aveva fatto delle collaborazioni con dei rapper famosi, un po' di anni fa, 97, 90 scusate 17. 2017, 2018, però poi insomma non è riuscito a sfondare, non è entrato in X Factor, probabilmente questa frustrazione insieme a molte altre, cose e molte altre vicende della sua vita, probabilmente un disturbo psichico non conosciuto o non mai emerso, l'uso di droghe, il fatto che fosse andato anche in Inghilterra, in America per sbarcare il lunario e non ci fosse riuscito, insomma questa enorme frustrazione l'aveva portato a vivere un po' come cioè un mezzo barbone, e aveva occupato una casa nello stesso palazzo dove viveva la sorella e la madre, che peraltro aveva, poi vedremo meglio, minacciato, pesantemente anche con dei coltelli di morte. Quindi questa persona violenta, un reietto della società, diciamocelo, ha fatto questa cosa terribile. La domanda che anche noi di Giallo ci siamo posti e alla quale stiamo cercando di rispondere, vedete qui Giallo della scorsa settimana, è se questo first killer sia davvero un first killer o se possa aver già, colpito. Lui ha detto di no, di sicuro quella sera ha minacciato altre 7 persone e addirittura una statua, quella lì l'ha colpita, perché non poteva muoversi. Poi ha scelto Sharon ovviamente perché è donna, perché era sola, perché era indifesa, guardava le stelle e ascoltava la musica. Ecco, secondo te Fabrizio, tu che insomma ti sei occupato tanto di serial killer nei tuoi romanzi, ma non solo nei tuoi romanzi, nel senso che quei romanzi poi si rifanno anche Alla effettivamente cronaca. alla cronaca delle storie vere. Come leggi questo personaggio? In realtà io leggo che molti di questi assassini, tra cui Moussa Sangaré, sono first killer perché vengono arrestati dopo il primo delitto. Mh, Se avessero la possibilità di rimanere liberi e, un arco di tempo abbastanza lungo per, uso il termine, ricaricarsi, perché molto spesso questi omicidi svuotano la rabbia, la follia di questi personaggi e poi permettono dopo 5, 6, 7 mesi di ricaricare questa tensione assassina e provare a colpire nuovamente. È chiaro che, non siamo più negli anni '70 e '80, oggi con le telecamere, con certo, tutto. Tanto scusa, mi permetti di fare i complimenti sì, ai carabinieri di Bergamo, perché anch'io voglio fare i in complimenti. passato magari, non quelli di Bergamo in particolare, ma altri carabinieri criticati per dei casi che son trascinati per mesi in tante situazioni, quando avevi un testimone, una telecamera, un movente, perché il movente era veramente il componente mancante, Sì, avevi volendo una soluzione facile su cui potevi intestardirti che era il compagno, perché nel 95% certo, dei casi certo, il compagno è il colpevole, e invece con un'indagine anche classica, vecchia maniera, sì, meno sì, telecamera, anche se poi la telecamera del ciclista è sì, quella che ha dato la svolta al caso, però con testimonianze, andando a passare al setaccio all'ambiente, sono arrivati a questo signore. Quindi prima cosa. Seconda cosa che volevo dire, anche intanto le scuse pubbliche le faccio io, non dico a nome di 60 milioni di italiani perché mi permetto di parlare a nome di tutti gli italiani, però diciamoci la verità, sotto l'ombrellone quest'estate il povero Sergio Ruocco era già il condannato di turno. Ecco, anche questo deve essere di insegnamento. mh-mh, Fare anche le scuse a una persona che, mh, volente o nolente, tutti abbiamo considerato la Salema sicuramente. Quest'uomo ha perso la parte più bella della sua vita, la parte più importante della sua vita. Tornando a Sangaré. Intanto quante Sangaré ci sono in giro per Milano, per la appunto. Lombardia e in generale per l'Italia. Guardavo ieri un video di quella Aspetta, rapina è arrivato Gabriele? Presente. Oh, eccoti Gabriele, ti salutiamo, poi ti interpello. Facciamo Un saluto a finire voi. Ciao maestro. Fabrizio, Gabriele Moroni, inviato storico del giorno, che è stato molto, molto impegnato, molto, molto inviato. Credo di conoscere entrambi, sia Laura che Fabrizio. No, dico, è stato molto inviato su questa storia di Sharon Verzeni, per cui E dopo lo buongiorno a chi ci interpello. ascolta. Lo Ho avuto l'onore interpello. di fare sul giorno il giorno dopo l'arresto di Sangaré, Sì, sì, una pagina in cui abbiamo parlato di ipotesi del serial killer infatti. e ho avuto l'onore di avere il pezzo a fianco al maestro Ecco. Moroni a cui devo l'inizio della mia carriera di scrittore 15 anni fa. Quindi insomma abbiamo lavorato in tandem, seppur a distanza. Il passato e il futuro. Beh, oddio, ho 50 anni anch'io, ti ricordo.
Comunque, quello non credo. Largo ai giovani. Però tornando a Sangaré, vedevo le immagini ieri della rapina, quella fatta in stazione centrale da 5 ragazzi sì, sbandati, peraltro assolutamente. senza vestiti, a petto nudo, alle 8 del Sì, mattino in metropolitana, sì. come se fossimo in una terra di nessuno, mentre eravamo alla fermata di Centrale della Verde. Ecco, questi 5 senza fissa dimora, con 1000 piccoli precedenti per rapina, uno di questi 5 può essere un altro Sangaré? La domanda, la risposta ovviamente è sì. E quanti Sangaré ci sono? Venendo all'ipotesi di serial killer, è chiaro che l'hai fermato, io spero che abbia anche una condanna detentiva tale per cui quando uscirà non abbia l'energia a 60 anni per colpire di Speriamo. nuovo. Ma se lo fai uscire a 40 anni, e se tu avrai la voglia di Certo, richiamare a me Gabriele, magari tra 12 anni in quella nuova certo. missione, non escludo che stiamo parlando di un nuovo delitto. Pure io, tra 12 anni non sarò così vecchia. No, ho detto se avrai la Ma sei voglia un di propizio dell'augurio, No! ma tu ti ringrazio io, No, ho detto se avrai voglia di richiamarci, ho detto, Ecco, non io sarò ancora qui con lo diamo per scontato. Ho detto se avrai la voglia di richiamare me, Gabriele, ne Va bene, riparleremo. va bene. No, speriamo di no, speriamo veramente di no. Anzi, volevo invitare i nostri radioascoltatori ad interagire, se volete, 02 92 94 7222 e 346 67 09659, perché abbiamo 2 maxi esperti, quindi mi raccomando, Però sfruttiamoli. lui, ricordiamo che sui serial killer Gabriele è Sì. la persona più scettica che Sì. io conosca, quindi Però Gabriele, tant'è vero che la procura, noi insomma, noi di Giallo stiamo approfondendo, noi di Giallo, io veramente sto approfondendo proprio questo punto, perché la procuratrice proprio quel giorno durante la conferenza stampa ha detto che non risulta probabile che possa aver commesso gli altri 2 delitti irrisolti della zona della Bergamasca, quindi Gianna Del Gaudio il 26 agosto 2016 e Daniela Roveri a dicembre 2016, però per non saperne leggere e scrivere confronteranno il DNA di Sangaré con quei famosi profili isolati all'Ura. Sappiamo per certo adesso che quello di Gianna Del Gaudio è molto improbabile, perché Sangaré non era in Italia in quel momento, in quel periodo, però quell'altro, insomma, quello di Daniela aveva anche 19 anni. No, 23, Beh, quindi vabbè, poteva. Non è detto, però insomma, vabbè, loro lo fanno per sicurezza, quindi è giusto che venga fatto. Senti, invece, Gabriele, tu che sei occupato Scusa, di però velocemente, visto che ho scritto l'articolo su questa storia del serial killer a Bergamo, c'eran delle affinità e restano delle affinità sui primi 2 delitti, avvenuti quello sì, perché a c'è 3 uno mesi di distanza. sgozzamento anche Sgozzamento, abbastanza 2 chirurgico. donne mature. Qua, come ho Sì, scritto io sul sì, è giorno, completamente età diverso. della vittima diversa, status della Sì. vittima diversa, aggressione diversa. Non c'era nessuna ragione, non Sì, c'è sì, nessun sì. motivo per pensare a un serial killer e non a Sì, Sangaré, allora evidentemente. è vero, però la PM l'ha detto a domanda precisa. Quindi ha detto: "Sicuramente non sono simili, non sono uguali, però noi lo facciamo." No, Ecco, lo oggettivamente. facciamo. Allora, Gabriele, invece, tu che ti sei occupato appunto di questa storia direttamente, io volevo proprio andare sulla parte più umana di questa vicenda. Poi volevo precisare una cosina. Allora, riguardo a Sergio Ruocco, anche noi cronisti inizialmente comunque abbiamo battuto quella pista, ma semplicemente perché voglio essere onesta, come sono stati onesti i carabinieri con me, e obiettivamente loro fino a una settimana prima, anzi a meno di una settimana prima, comunque stavano battendo tutte le piste e anche quella pista, anche se sembrava assurdo che lui avesse, cioè che Sergio Rocco avesse potuto fare quella cosa, però comunque non l'hanno mai abbandonata quella pista. Oh, c'è una chiamata. Pronto? Sì, pronto, buonasera, sono Marco, siamo da Milano. Sì, Innanzitutto la sento malissimo, però ok, allora, innanzitutto complimenti per la trasmissione, che trovo molto grazie. interessante. Avrei qualche domanda da fare. La prima, Moussa Sangaré Sì. è un soggetto particolare, diciamo così, ma dal punto di vista criminologico mi colpisce l'impeto e l'atto che ha compiuto di per sé. Dovremmo, secondo me, soffermarci diciamo sul luogo, sul come, sul perché sia stato compiuto un gesto di questo genere, che non definirei rivelatore per forza di una patologia mentale, quanto di un disturbo sessuale. Molto spesso Sì, questi soggetti
Certo. sono soggetti che anche dal punto di vista del setting, se così possiamo definirlo, della messa in scena, del perché e soprattutto dell'impeto con cui agiscono ed infieriscono nei confronti della vittima, non a caso secondo me una donna, Sì, perché gli altri soggetti maschi sono stati semplicemente minacciati, non sono stati né colpiti né probabilmente aveva un impeto che poi termina in un omicidio lì voluto, ecco, nei confronti di quella povera donna. Sì. Per cui ecco, secondo me ci sono questi profili, cioè un delitto che ha, diciamo così, anche un motivo di tipo sessuale o si parla di una deviazione, cioè un atto comunque penetrativo da parte di questo soggetto con un coltello, con una lama, quindi non per forza una patologia mentale, ma sicuramente è un killer che colpisce una donna e che probabilmente avrebbe potuto anche colpirne altre. Dopodiché la cosa che mi colpisce però è che questo soggetto aveva già dei precedenti, va bene, di violenza nei confronti di altre donne, la madre e la sorella, e voglio dire, è Le una specifico cosa... addirittura che la sorella, lui l'ha minacciata mentre ascoltava la musica con le cuffiette, esattamente come Sharon, e mentre era di spalle con un coltello. Esattamente. Dopodiché quello che mi colpisce è però anche il luogo abbastanza circoscritto, cioè questo soggetto si muove come molti killer, si muove in un ambito che ben conosce dal punto di vista territoriale. Ora, l'altra cosa, avete detto bene, cioè chissà quanti soggetti come lui ci sono, noi vediamo che è proprio di una certa cultura anche colpire vittime ignare facendo uso di coltelli, di macete, e questo proviene da una cultura che ha a che fare con dei luoghi spesso subsahariani, quindi l'Africa nera, i luoghi da cui Sì, ci ricordiamo tutti il famoso e non dobbiamo nasconderci dietro a dei tabù, no? Di tipo sociale. Ecco, queste purtroppo sono cose che molto spesso avvengono anche quotidianamente, minacce all'interno delle nostre grandi città fatte da soggetti come questi. Grazie, no, ha ragionissimo su tutto, ma mi sembra che sia anche un esperto lei. Grazie mille. Gabriele, cosa ne pensi di questa? Cioè, secondo me questa valutazione criminologica è assolutamente giusta. È giusto anche che la procura addirittura possa chiedere una perizia psichiatrica, secondo me deve farlo, è nel suo interesse, ma ciò non vuol dire che questa persona non debba poi pagare per quello che ha fatto. Cosa ne pensi, Gabriele? E poi se mi dici un attimo appunto dal punto di vista umano come hai vissuto questa vicenda, come secondo te la stanno vivendo soprattutto i familiari di Sharon. Ma comincio, Laura, se mi permetti, dalla seconda parte della tua richiesta, poi arriverò alla prima. Ma guarda, io credo che lo stato d'animo dei familiari di Sharon sia comune a quello di Sergio, perché si è costituita una sorta di nuova famiglia. Questo ragazzo è stato come adottato dai familiari, e questo direi che è stata, almeno a mio modo di vedere, oltre alle prove oggettive, il fatto che non fosse stata ripresa da nessuna telecamera, ecco, la prova primaria della sua estraneità, peraltro emersa chiaramente da subito, cioè l'affezione e la fiducia che i genitori, anzi che l'intera famiglia, anche i fratelli di Sharon, hanno dimostrato nei suoi confronti. Per cui in quella villetta di Viadda a Bottanucco si è creato questo strano ma anche toccante ménage familiare con Sergio, che è stato così una sorta di figlio adottivo. Io ricordo una conversazione con lui, era una domenica sera, ero rimasto solo io,
e abbiamo parlato e c'era la mamma di Sharon che diceva: Sergio, vieni che È pronto, pronta vieni la che c'è la cena. cena. Mi sembrava Mm. di sentire mia mamma quando io ero a giocare in strada o mi attardavo in strada con gli amici e mi diceva: vieni che la cena della domenica è pronta. E quindi questo direi che è una cosa che mi ha Sì, colpito credo molto. che l'abbia salvato psicologicamente un po' questo Ma fare quadrato indubbiamente, della famiglia, ma perché se Sergio fosse rimasto stesso solo, sì, anzi, un giorno mi ha detto: se non avessi avuto il sì, sostegno sì. della famiglia di Sharon non sarei qui, inteso come la robustezza, la concretezza e la totale affezione che gli ha dimostrato la famiglia di Sharon. Come vive questa famiglia chiaramente, e Sergio, che io personalmente considero parte di questa famiglia dopo quello che abbiamo visto, l'ha vissuta, vabbè, certamente 30 giorni, quei 30 terribili giorni, chiedendosi certamente chi era stato. Ma una cosa, ecco, io ricordo una mia conversazione, la mia prima conversazione con papà Verzini, eravamo solo lui e io sul cancello di casa, non c'era ancora stato questo grande assalto mediatico, e ho avuto questa bella conversazione in cui papà Verzeri, che è un uomo di grande profondità umana, io trovo, Sì, di grande mi ha dolcezza e ricordato altri di grande genitori. forza, mi ha detto: Mm. vede, io voglio sapere chi è stato, ma voglio anche sapere perché Sì, mia figlia. e qual è E la credo domanda? che la mancanza di questo perché Eh, non possa che esacerbare, se mm, possibile, che aumentare, che accrescere il dolore, lo dolore. sgomento della famiglia di Sharon e quello di Sergio. Poi per quanto riguarda le indagini, io credo che sia veramente giusto provare tutto, esperire tutte le strade, arrivare se possibile e se ci sarà una connessione con i fatti che ricordavate prima. Vabbè, c'è da dire che questo personaggio però volevo leggere un pezzetto a Fabrizio del verbale, no, lui dice: "Sono uscito quella sera, sono partito con un mood strano. Sono partito dal parco, ho detto avevo qualcosa, ho detto: qua c'è bisogno di uscire fuori un attimo." Cioè, quindi uscire fuori ad uccidere. Racconta poi delle altre persone che ha minacciato, della statua, poi dice: sono andato lì su, come si chiama? Era la via, come avete detto voi." Quindi voleva intendere via Castegnata, la famosa via di Terno d'Isola. "Mi sono fermato, non vedevo telecamere, che mi avete visto dopo passare, che stavo bene in bici. Lì praticamente cos'è successo? Vedo questa camminare, questa è Sharon, cammina così, c'ho la bici, arrivo, mi fermo, c'ho detto alla tipa: "Metto la mano qua." NDR con la mano sinistra appunto fa vedere il gesto di appoggiare la mano sulla spalla sinistra della ragazza. Probabilmente ci sarà qualche impronta digitale dietro la maglietta bianca che aveva. A un certo punto la guardo e le dico: "Guarda, mi dispiace quello che sta per succedere." Prendo fuori il coltello, prima lo prendo qua, faceva mima il gesto di prendere il coltello. Mi rimbalza il coltello e lei mi fa: "Perché? Perché? Perché?" E più che altro per spiegare, lasciatemi spiegare bene le cose per come sono successe. "Ah sì, le faccio così, coltellata qua, rimbalza fuori." Non so se saranno state le insomma il seno o qualcosa. Sono rimasto scioccato, ho detto: "Vabbè, okay." Si gira per correre, scendo giù dalla bici perché la prima coltellata Con la l'ha data bici. che era ancora sulla bici. Prendo pam la prima entrata, pam la seconda entrata, cioè lui dice così, vi sto dicendo esattamente quello che ha detto ai carabinieri. Vabbè, non so se erano 7, vabbè, non tiene manco il conto delle coltellate. E niente, una cosa che ho notato è quando le ho messo il coltello, l'ho tirato fuori, non c'era sangue, ho detto: "Minchia." O è stato un colpo veloce, ho detto: "Mi sono scioccato, non c'era sangue." Niente, ha urlato: "Perché, perché?" E niente, sono andato via. Poi sono tornato a casa, come mi sentivo? Boh, magari mi dispiaceva, magari mi sentivo in modo strano. Il modo in cui mi sono sentito è stato qualcosa tipo un assaggio di sentimenti, un qualcosa così. All'inizio non c'era, niente, era strano, c'era qualcosa tipo eccitamento, all'inglese fear.
Niente, sono stato sul divano tutto il tempo, stavo parlando tra me e me. Sono stato lì, tremo, eccitamento, paranoie, un po' di tutto. E tanto partiamo dal fondo, nel senso che anche un uomo fortunato Sangaré, perché se questo titolo avesse commesso in diversi stati degli Stati Uniti, dove anche ha governato magari Kamala Harris, altri personaggi che oggi sono alla ribalta pubblica, questo signore viaggerebbe dritto spedito verso una brutta fine. Sì, Qui in Italia, per fortuna, Sì. abbiamo un altro sistema penale che vale per tutti, quindi certo. per fortuna per tutti non c'è la pena di morte, non ci sono, ecco, però insomma, ricordiamolo, ecco, che non a tutti va così, va come andrà lui, perché lui tra 10 anni sarà fuori. Mi sembra che questo personaggio, di cui io non credo quasi una parola del suo racconto, Ovvio. al di là forse dell'ultima parte, della modalità aggressiva, diciamo, dell'ultima parte E di come si dell'aggressione, sentiva dopo di anche. quello che dice dopo, sì, Soddisfatto. credo anch'io si senti soddisfatto. Ha avuto 30 giorni esatti, 31 perché a agosto 31 giorni, per prepararsi una linea difensiva, Certo. per provare anche a occultare, lui ha fatto, Infatti. occultare armi e indumenti. Si è ben guardato durante questo mese per costituirsi Certo. e presentarsi. Anzi, ha cambiato dei particolari della bicicletta, si è Ecco, tagliato i quindi capelli, questo ricordiamolo si è sempre. organizzato. Dopodiché ti arriva a dire: "Ma io ho sentito le voci, Sì, il mood, sì, qualcuno doveva ammazzare, la prima che ho trovato, questa, come la sì, definisce sì, lui, questo. ci andate di mezzo perché in un mese neanche il nome è riuscito a imparare, pure su tutti i giornali e telegiornali. Quindi io non credo quasi a niente di questa versione. Penso, e do per scontato che avranno fatti gli approfondimenti per capire se lui, per esempio, fosse andato in gelateria, l'avesse vista, Certo. per esempio avesse beccato Certo. anche altre ragazze, non per forza Sharon, Infatti. magari ne avesse beccate 5, 6 e per sfortuna di Sharon, quella sera è proprio lei a passare di lì. Vorrei anche sapere se per esempio la sera del 28 luglio o il 27 luglio lui dov'era quelle sere lì. Bravo. Magari era già lì in giro, ma una volta c'era il cane con la ragazza e non poteva aggredire, una volta c'era il fidanzato, un'altra volta infatti. c'era il passante, e questa mattanza che doveva avvenire, ripeto, magari i bersagli non erano neanche così casuali, purtroppo in questa riffa dell'orrore c'è capitata Sharon. Quindi io tante cose, perché messa così, io ho studiato giurisprudenza, anche se l'ho studiata male. Diciamoci la verità, messa così, l'incapacità di intendere di volere è quasi servito sul bastone d'argento. Sì, sì. Rito abbreviato, non c'è premeditazione perché non era previsto, ho sentito le voci, non la conoscevo, e alla fine te la puoi cavare anche con Benedetti con 10 anni. Ecco, visto quello che ha detto lo zio di Sharon, quello Sì. che con molta compostezza, Sì. pacatezza, hanno detto anche i parenti, io credo che questo caso non serve una pena esemplare, perché io non sono da quello buttiamo via la chiave. No, non serve si la butta via pena chiave. giusta. C'è una pena giusta, Infatti. che per un omicidio sono 26 anni di carcere. Se ci sono delle aggravanti, Volontario aggravato come anche la crudeltà, ergastolo. i futili motivi, la premeditazione, Certo. c'è l'ergastolo che non prevede attenuanti, Sangaré è giovane, ha 30 anni. Facciamo in modo che comunque fino a 55 lui Almeno sconti la sua sì. pena, anche perché Sharon la sua pena, purtroppo, sua pena incolpevole, la sconta già. Sergio la sconta tutta la E vita tutta perché la non avrà più la famiglia. famiglia, non ha più possibilità di costruirsi una famiglia con lei, la famiglia di Sharon ha perso una Sì. figlia. Ecco, pensiamo ogni tanto anche a questo, Bravo. non perché ho letto molti commenti del tipo: "Poverino, era disturbato e andava fermato prima". Sì, però per un mese questo poverino si è costruito una difesa perfetta. E se D'accordissimo. non c'era quell'immagine sganata dalla telecamera e 2 ragazzi che sono fatti Bravi. avanti, 2 ragazzi Sì. marocchini sono fatti avanti per dire chi era con le bici, probabilmente saremmo ancora qua a sospettare di Sergio. Purtroppo sì. Ci troviamo tra un minuto dopo la pubblicità. Torniamo. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Una piccola orangotango. È troppo alto! Aiuto! Puoi farcela! Tu non hai mai visto il mondo fuori da qui. Sta per salvare il mondo. Tu sei l'unico che conosce la foresta. Io credo che mi potresti aiutare. Io sono un influencer. Sembra divertente. Ozzy, la voce della foresta, dal 19 settembre solo al cinema. Non perdere la nuova edizione di Cinema in Festa. Dopo un'estate da record, dal 15 al 19 settembre, andare al cinema costerà solo €3,50 per tutti i film e in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it. Ci sono bambini che sognano una famiglia perfetta. È un maledettissimo incubo. Faremo separare i tuoi genitori. Un film che piacerà ad adulti e bambini, con Giampaolo Morelli, Carolina Crescentini, Elisabetta Canalis e Valentina Barbieri, diretto da Gianluca Ansanelli. Come far litigare mamma e papà, dall'11 settembre al cinema. Eccoci tornati. Allora, Gabriele,
lasciamo un attimo la vicenda di Mostra Sangaré, ma la riprenderemo perché tanto le indagini non sono ancora chiuse. I RIS stanno ancora esaminando tutte i vari reperti che hanno anche sequestrato in casa, nella casa che aveva occupato, ricordiamocelo. Anche lì parleremo, magari la prossima volta parliamo anche delle responsabilità forse di altre istituzioni rispettivamente a questa persona. Voglio invece fare una finestra, insomma, la seconda mezz'ora su un'altra storia che davvero ci ha agghiacciato. Questa qui davvero ci ha agghiacciato ancora di più. Non è giallo, non è mai stato un giallo, nel senso che si è risolto subito, però è davvero una storia delle più incomprensibili. Parliamo della strage di fatto, perché è una strage della famiglia Chiarioni nella villetta di Vianzio a Paderno Dugnano. I miei genitori sicuramente mi hanno parlato quella notte, mi chiedevano cosa succedesse perché avessi l'arma in mano, però io non ricordo se li ho colpiti anche in camera loro. Anche qui, non ricordo se li ho colpiti anche in camera loro, anche questo c'è qualcosa di studiato qui. Sono stati svegliati dalle urla di mio fratello e poi alla fine gli ho chiuso gli occhi, forse per pietà. Queste sono alcune dichiarazioni rilasciate da Riccardo, il 17enne, che nella notte del 30 agosto ha sterminato la famiglia nella villetta di Vianzio a Paderno Dugnano. Sono parole che questo studente del liceo scientifico GAD ha detto durante l'interrogatorio di garanzia, quindi il secondo, perché comunque anche lui ha dato prima una versione, poi un'altra, no? Prima ha detto venite, ho ucciso mio padre dopo che lui ha ucciso mia madre, poi ha detto no, avrei voluto dire che mia madre aveva ucciso mio fratello e quindi io ho ucciso mio padre. Alla fine ha detto li ho uccisi tutti io. Ecco, ha infierito per primo sul fratellino, 68 colpi in tutto, adesso è al carcere Beccaria perché il GIP del Tribunale dei minorenni comunque non ha accettato la richiesta del difensore di mandarlo in una comunità subito. Cioè il suo gesto è stato premeditato, secondo la procura e poi secondo il GIP, è stato studiato, è stato pensato, per quanto possa essere assurdo accettare da genitori, da zii, da nonni, una cosa del genere. Cosa ne pensi, Gabriele, di questa storia? E poi anche a Fabrizio. Ma guarda, la cosa che mi colpisce è che altre stragi familiari, stragi che hanno avuto come attori, come responsabili il figlio o i figli, avevano delle loro motivazioni, folli, assurde, ma delle motivazioni. Cioè, voglio dire, andiamo indietro di quasi mezzo secolo fa, a Vercelli, Doretta Graneris con il fidanzato Guido Badini sterminano la famiglia di lei, i genitori, i nonni, i fratellini, perché il fidanzato non è ben visto, loro vogliono vivere il loro futuro insieme. Eric e Omar, per parlare di una vicenda che certo. ho seguito dall'inizio, che ha ancora dei cascami, sognano un futuro insieme, il ragazzo non è ben visto dalla famiglia di lei, allora eliminiamo la famiglia, poi Omar è stanco e viene risparmiato il padre. Strage di Cadrezzate a Varese, Epifania del 1998, che qui retrocediamo di qualche anno, e Elia del Grande uccide i genitori e il fratello perché vuole andare dalla sua Raizza a Santo Domingo, a cui è già intestato le sue fortune, vivere con lei e vivere con lei futuro. Ecco, quindi poi c'è Pietro Maso e Carretta che sono proprio economici. Pietro Maso è proprio economico lì. Vuole continuare la sua vita di scialacquamento, di spendiosa, mette assieme questa batteria sgangherata di amici, eliminano massacrano anzi i genitori di Maso, che spera di ricevere l'eredità e di continuare così la sua vita di buon vivant in provincia. Lì c'era un obiettivo importante, scusa, una Ferrari bianca alla Don Johnson. Direi. Questo ragazzo dice invece questo li ho eliminati perché mi sentivo oppresso e volevo vivere la mia vita solitaria, ma è un movente che non è un movente, è una motivazione che non è una motivazione, ed è una spiegazione che spiega
che vorrebbe, ma non ci riesce, spiegare qualcosa che in realtà è inspiegabile e credo che tale rimarrà. È inspiegabile, però io vorrei anche qui, allora, non sono ovviamente una psicologa, non sono una psichiatra. Tornando a Mussa, c'è un nostro radioascoltatore che ci ha mandato un messaggio, ha scritto: basterebbero 10 anni nella prigione dove era detenuto Navalny in Russia. Sì, ha ragione. Tornando a No, scusa, io su Riccardo. questo però non sono d'accordo. Cioè, io penso anche quello stesso a Viareggio ieri, che una donna ha investito Sì. uno scippatore, un rapinatore, chiamatelo come volete, con lo SUV, e l'ha poi schiacciato, Volontariamente. l'ha schiacciato 3 volte Sì. per assicurare che insomma di fargli male. Io non sono d'accordo su buttiamo via la chiave o mandiamoli in Siberia, non è questo il punto. Noi abbiamo delle leggi in Italia che vanno benissimo, però vanno applicate, perché poi, divago un attimino, oggi viene fuori che il processo a Davide Fontana, che ha tagliato a pezzi Carol Sì, Maltese, adesso lo rifà. che è una mamma, ricordiamolo, oltretutto c'è un bambino orfano, no, va rifatto perché non c'è la premeditazione, ma questo ha tagliato a pezzi il corpo, l'ha E bruciato, non gli avevano l'ha contestato messo in la un frigorifero. premeditazione in appello, sì. Cioè, È ecco, se assurdo. continuiamo a Sì, dire, sì. ma momento, lui ha dato 10 colpi di mannaia, però, poverino... Ma vi ricordate perché E poi il giudice cosa scrisse nelle motivazioni? Ti ricordi, Gabriele? Il giudice nelle motivazioni lì scrisse che lui era troppo innamorato e quindi non poteva sopportare che lei lo Quindi, volesse ripeto, io lasciare. sono un Lo fautore dello scrisse un Stato. giudice. Se io chiedo sia a te Laura che a te Fabrizio, faccio io una domanda, ma non vi sembra di cogliere in questi interventi una certa sfiducia nello Sì. Stato italiano? No, stavo per dire quello che è successo a Viareggio. Fra qualche anno sarà fuori. Sì. Mettiamolo in una prigione in Siberia, ma abbiamo anche noi delle carceri. Mi sembra che ci sia un retropensiero di sfiducia, di non credibilità che Gabriele, riscuotono basato sulla queste realtà, situazioni nel senso presso che queste persone. basato sulla realtà, no, Esprimo però, dell'opinione assolutamente rispettabile, intendiamoci. Però, momento, basato sulla realtà per il fatto che molti assassini che hanno commesso delitti dopo 10 anni erano liberi oggettivamente. Noi siamo anche lo Stato che con una legge sciagurata ha permesso a gente come Maniero e Brusca di uscire dal carcere dopo pochi anni perché erano collaboratori teorici di giustizia, poi in realtà facevano nomi di gente che volevano evidentemente far fuori loro. Quindi già anche quello è una cosa che non funziona. Ma al di là di questo c'è una sfiducia, e ripeto, l'episodio di Viareggio di ieri deve far riflettere, secondo me, sulla deriva che stiamo prendendo, perché c'è sempre l'idea che tanto col rito abbreviato, con tutte queste clausole, alla fine, a parte pochi casi, e ce ne sono alcuni, penso a Lindo Rosa, Vallanzasca è un esempio in questo senso, ma a parte questi pochi casi, Cutolo era stato, molti altri assassini escono in pochi anni. Io parlo di assassini condannati in via definitiva, penso a Rudy Guedè, che è uscito dopo 10 anni dal 16. 12 o 13, qualcosa del genere, però Salvatore Parolisi sta uscendo. Sono casi che ovviamente inquietano la gente, e in questo caso Sangaré l'impressione che sia in quella direzione. Quindi non serve la Cayenne, non serve la Siberia, serve che le leggi vengano applicate. Se io vengo condannato per una diffamazione da 6 mesi, me li becco, non è che me li scontano. Sì, vabbè, non c'è la certezza della pena. Più che non c'è la certezza della pena, allora, per me, io l'ho detto sempre, ma è politicamente scorretto quello che dico, però lo dico, e non sono l'unica per fortuna, per me nei casi di omicidio volontario aggravato, ripeto, omicidio volontario aggravato, accertato ovviamente da prove certe, granitiche, e quindi da una sentenza passata in giudicato in Cassazione, secondo me l'ergastolo ostativo come quello dato ai mafiosi, allora comunque il carcere è rieducativo, okay, però ti rieduchi in carcere. Non è detto che tra 10 anni puoi iniziare ad uscire per andare a lavorare e poi dopo delinqui di nuovo. Ricordiamoci Luigi Chiatti che ha proprio detto, perché lui avrebbe la possibilità addirittura, Luigi Chiatti Torno a colpire se il esco. mostro di Foligno, lui l'ha proprio detto: "Non mi fate uscire", perché potrebbe addirittura lui avere la sì, quindi questo è un po' una distonia, ecco, però io parlo appunto di omicidio volontario aggravato. Per fortuna è cambiata questa cosa dell'abbreviato, non si può più fare con l'omicidio volontario aggravato, almeno quello. Diciamo che c'è una Ricordiamoci anche di un certo signor Izzo. bravo, bravissimo, che è uscito e poi dopo ha colpito di nuovo. Ecco, Tra l'altro, scusa, peggio ancora per Chizzo, ricordiamo perché ha colpito. Ha colpito perché è stato pagato per uccidere la moglie e la figlia di un boss in un regolamento di conti, e poi lui ha fatto Izzo, diciamo, non ha fatto il killer e basta. Però anche lì, questo ancora di più ti dimostra che abbreviare queste pene, accorciarle, trovare delle scorciatoie,
non serve a rieducare questi personaggi, ma Sì, alcuni di questi personaggi, sì. sia chiaro. Io È però vero. ripeto, non voglio una giustizia sommaria o lapidaria, dire buttiamo via la chiave. No, non è questo il punto. Io sono anche uno di quelli, per esempio, contrario a determinate misure come appunto la pena di morte in America. Io parlo d'America perché è No, una democrazia, ovviamente non l'Iran, certo. dove la pena di morte la danno a tutti. Vabbè. Però ci sono 25 anni, 25 li Infatti te li fai. fai. Punto. Ecco, Sì. cioè solo questo che e spero di essere stato chiaro su questo. Ecco, torniamo su Riccardo, Gabriele. Tu credi che, nel suo caso allora, ovviamente è molto difficile, io credo che lui fosse animato da un grande odio, fondamentalmente. Poi, che abbia ragioni o no quest'odio, probabilmente non ne ha, ma magari anche lui si è trovato in questo momento di grande frustrazione al vigilia dall'esame di riparazione per la materia per cui la madre lo riteneva il piccolo Einstein, magari quella è stata la scintilla, ecco. Tu credi che nel suo caso, una, appunto perizia psichiatrica possa essere, l'unica via d'uscita, oppure credi che, mhmm, nel suo caso, anche se giovane, una buona, detenzione rieducativa seria come, sono state possibili altre nel passato di minori, possa avere i suoi, insomma, frutti, possa dare dei frutti buoni? Domanda difficile e risposta Ci proviamo praticamente dai. impossibile. Ci proviamo. Ma io credo che sia comunque giusto esplorare con profondità e nello stesso tempo con sensibilità l'interiorità di questo ragazzo. E voglio sperare che per un ragazzo di 17 anni la possibilità di una risalita. Si dice che almeno una volta bisogna morire nella vita, Sì. è meglio morire da giovani. Credo che Riccardo la sua morte Sì. la stia già un po' scontando vivendo, perché mi rifiuto di credere che non si sia reso conto, non si stia rendendo conto della enormità di quello che ha Credo fatto. di sì, più passano i giorni e più se ne rende conto. Probabilmente all'inizio no, all'inizio no, secondo me. Poi, Ma perché l'ha proprio detto. all'inizio non credo, perché c'era ancora Sì. quel male oscuro che lo stava, Mh. quel sacro fuoco negativo che lo stava ancora prendendo. Io credo che ci sia la possibilità, io voglio credere che ci sia la possibilità di un percorso. Sì. Qua ovviamente distinguiamo, visto che abbiamo fatto l'esempio di Beh, Sangaré, ovvio. tanto qui parliamo di un ragazzo minorenne, Certo. anche se compie 18 anni tra poco. Un ragazzo che evidentemente per una crisi non passeggera, perché questo io non credo che sia arrivato tutto all'ultimo momento, per un male interiore è arrivato a commettere qualcosa di molto più grande di lui e di cui azzardo questa frase, Enorme. di cui si è pentito e tornerebbe indietro, secondo me. Ah, certo, certo. Cioè un po' diverso, abbiamo fatto degli esempi, Pietro Maso il giorno dopo va in banca con un assegno da 40 milioni di lire con la firma falsa alla madre pensando di riscuoterlo. E ancora adesso la sorella ha paura di lui perché ancora Però ecco, detiene cioè metà in ogni della caso, ecco, ripeto, qui mi sembra evidente che un ragazzo che certo. non si sa cosa sia scattato in quella mente, che evidentemente ha avuto davvero un blackout, secondo me abbastanza lungo anche, però sono d'accordo con Gabriele, cioè un ragazzo che bisogna provare Ad aiutare, con un sì. percorso che chiaramente sarà anche comunque restrittivo, perché non è che però di provare a ridargli una vita e reinserirlo nella società, credo che lui stesso avrà un percorso molto difficile di sensi di colpa e tutto, ecco. Quindi sono casi un po' diversi, cioè noi stiamo vedendo personaggi che hanno tagliato a pezzi delle donne, le hanno bruciate, hanno fatto di tutto e di più, e non hanno mai neanche, non solo chiesto scusa, però sono sempre lì che cavillano e tutto, qui mi sembra una cosa molto diversa in questo caso, un ragazzo che senza un motivo economico, senza un motivo di odio vero, cioè nel senso che non è maturato da mesi,
una follia su cui poi dobbiamo interrogarci sui social, ma anche su altre situazioni magari di bullismo, non lo so. Quello vedremo perché le indagini vanno avanti, per cui stanno verificando nei vari dispositivi elettronici se c'era qualcosa che lo ha, insomma, scatenato in qualche modo, qualcosa che l'ha portato in una dimensione distonica dalla realtà, per cui ha pensato di poter tornare Però, indietro, ripeto, sono perché d'accordo però, con l'indagine è in Gabriele che corso. un ragazzo di 17 anni bisogna cercare in tutti i modi Sì, di assolutamente. recuperarlo alla società e di provare a dargli una vita, Mh. in un futuro. Ripeto, ci sarà anche un percorso comunque lungo, non certo di pochi mesi. Sono 2 casi, ecco, Sì, ripeto, completamente diversi. completamente diversi, in questo caso anche l'età, perché, penso a Benno Neumar, che non abbiamo citato, che ha ucciso i genitori. Sì. Ma lì parliamo di una persona di 32 anni, che tra l'altro aveva anche un lavoro di responsabilità perché è un insegnante, Come? quindi anche una persona che calcola come uccidere i genitori per motivi economici, li ammazza a distanza di 1 ora o 2 l'uno dall'altro, insomma, cioè sono profili completamente diversi da appunto Eric e Omar o questo ragazzino, ecco. Sì. Erika, ricordiamo Trovo che bello, se posso aggiungere, ci Sì. sono dei nonni, c'è un nonno. Sì, ecco, Sono infatti belle volevo figure che saranno importanti. Io chiederti ricordo, questo, sì. abbiamo più volte ricordato Novi Ligure, la Il figura papà. della nonna di Erika, che le fu sempre vicino. C'era ancora il padre Sì. che si era attaccato a questa Sì. figlia, non ha mai lasciato un Sì. momento, e diceva: "Mia figlia è ciò che rimane della mia famiglia", ma fu molto importante anche la vicinanza della nonna, e credo che anche i nonni di questo ragazzo potranno avere un ruolo Beh, Gabriele, in importante. una strage al contrario, nel senso in questo caso è stato il padre a uccidere la famiglia, ma è un caso che tu hai seguito direttamente 2 o 3 anni fa a Varese, Quello di sì. quel padre che ha ucciso la figlia, la moglie Maia, Alessandro e Maia. ha ferito gravemente Sì, il figlio il Nicolò. figlio di sedicenne più o Sì. meno. Anche in questo caso i I nonni nonni son stati vicini a Nicolò, esatto. assolutamente. E diciamo la Sì. strage al contrario, anche lì io credo che quel padre poi va a Sì, indagare sì, i buchi neri della mente, tutto, tornerebbe indietro immediatamente, sì. ecco, credo. Sì. Mentre, ripeto, molti di questi personaggi abbiamo citato prima, Sì. abbiamo citato Izzo, Certo. cosa dirgli se è pentito Izzo, Ah. figuriamoci. Sono d'accordissimo. Un'ultimissima domanda a Fabrizio. Allora, ti è mai capitato nei tuoi romanzi, oppure magari nel progetto di un nuovo romanzo, di parlare di figli No. assassini? No, la mia regola nei libri, allora io ho un po' di regole deontologiche, niente lacrime, nel senso che le mie vittime, credo nei miei libri, chi legge i miei libri sa che quasi tutte le vittime sono personaggi oscuri, satanisti, violentatori, persone che insomma Se lo meritava. no, non voglio dire quello, che hanno però Oh, ma son romanzi, tutto inventa un'area grigia. Dopodiché il filone degli anni '70 è anche legato alla Cer malavita. Però nei miei libri non ci sono mai vedove, gente che piange, non c'è mai un funerale, cerco sempre vittime sole, situazioni un po' particolari, e la mia regola è non coinvolgere mai i bambini. Ho rifiutato per la collana Giungla Gialla diversi libri che avevano un omicidio di bambino come addirittura uno su un serial killer che si mangiava i bambini. Mamma mia. No, perché anche quello fa riflettere, perché una persona scrive un libro del genere ti lascia un po' perplesso. Però ecco, no, la mia regola è che i bambini, i minorenni, sono sempre fuori dai miei libri. Poi dopodiché io racconto il male che c'è, io poi racconto molto l'esoterismo, il satanismo, Gli angeli di Sì. Lucifero, il mio libro che m'ha dato, diciamo, più visibilità in assoluto, Il mostro di Milano. Zodiac è un serial killer Sì. californiano che ha colpito negli anni '70 e poi è diventato il mostro di Firenze per molti, quindi insomma è una storia molto diversa. Quindi no, io tendo a Bambini raccontare no. adesso per esempio sto scrivendo un libro con Giorgio Maimone, abbiamo completato, 30 anni dopo la bomba di via Palestro, la famosa possibile bionda alla guida in realtà sarebbe un uomo, e lì raccontiamo una storia legata alla malavita, alla mafia, di chi potrebbe aver guidato quella macchina e degli omicidi a latere per tenere le bocche chiuse intorno a quella storia. Quand'è Quindi che esce? Quand'è che esce? Beh, visto che ci troviamo, poi chiediamo anche a Gabriele il prossimo, così dovrebbe siamo a posto. Peraltro, vabbè, se non vorrei fare una gaffe con Gabriele, più o meno siamo tutti scrittori Mursia. Gabriele lo è Sì. stato, ma credo di aver capito che potrebbe esserci un ritorno. Ma Sì, non ma voglio ci entrare ritorno, Ci ritorna, non ci volevo ritorna. spoilerare, ecco. Io e te siamo attuali, io sui gialli, tu anche sul crime con Sì. la dottoressa Abruzzone. Sì, che tra l'altro stiamo per uscire con Narcisismo Però Mortale. la cosa che dico sempre da giallista è che io nei miei libri, pur avendo raccontato, io nei miei libri racconto Turatello, Vallanzasca, Certo. Epaminonda, persone che Epaminonda, Badanasa ha confessato, butto lì, 70 omicidi. Gli indiani, il gruppo di fuoco di Epaminonda, in una sera solo uccisero 8 persone in un'osteria alle Streghe a Milano, però gente che ammazzava tutti i giorni. Ma vedevo l'altro giorno una trasmissione di Saviano, parlava il killer del boss Letizia, quello della strage di Castel Volturno, che spiegava che una sera doveva fare 2 omicidi
ed è arrivato a Castelvolturno nervoso perché aveva fallito il secondo omicidio e quindi ha sparato A caso. un po' a caso perché era nervoso. Ecco, lì parliamo di un contesto che è molto lontano da tutti questi, ovviamente. Nei gialli queste cose sono concesse, però non c'è mai la crudeltà. Io un impagnatiello non potrei mai raccontarlo in un libro. Infatti io lo sto raccontando, però quello vero, cioè Quello non è un vero, ecco, io però romanzo. un personaggio all'impagnatiello non Vi potrei dico la raccontarlo. verità che io sono stata male mentre scrivevo, cioè sono stata fisicamente male. Io come Perché Gabriele è una cosa agghiacciante. abbiamo commentato, ho seguito Sì. in diretta tutte le fasi pregando ogni Dio che questa ragazza ricomparisse, anche se nessuno di noi credo l'abbia mai pensato che fosse scappata. Non ho Purtroppo seguito, no. allo stesso modo Giulio Cecchettin perché diciamo questo era un delitto lombardo, però anche lì, ma come fai a mettere in un libro uno che prima Terribile. avvelena e poi ammazza la Il mamma del tuo bambino. bambino, cioè è una cosa, dopo aver fatto la festa con i palloncini azzurri e rosa per il sesso, è qualcosa che va oltre tutti i miei libri, ecco, lo dico sempre, non c'è la crudeltà nei miei libri che poi trovi nella realtà di un Davide Fontana e di questi qua. Gabriele, allora il tuo prossimo, visto che ci troviamo? Il prossimo libro esce dalla cronaca e torno a una figura che mi è cara, come possono essere care le figure degli eroi dell'infanzia, torno alla figura di Fausto Coppi, o meglio alla figura della donna che ha segnato, che è legata alla sua vita a quella di Coppi, cioè Giulio Chini, la Dama Bianca, con una biografia di questa donna che, per aver seguito una scelta d'amore in un'Italia profondamente diversa dalla nostra, bacchettona, codina e aggiungo misogina, e poi spiegherò subito perché, ha patito l'arresto, il carcere, la condanna per abbandono del tetto coniugale, 3 mesi. Pazzesco. Contro i 2 mesi del suo compagno Coppi, perché agli occhi dell'Italia di allora Era la così. donna era più colpevole dell'uomo. Quindi di raccontare Giulio Chini anche nel prima e nel dopo Coppi. Molto Che interessante. è una donna, un personaggio che ha segnato la nostra epoca e credo che abbia un po' contribuito a una certa svolta nel costume e anche nel codice penale in materia di diritto di famiglia, di separazione, divorzio e matrimonio. E allora, insomma, come sempre, la radio è uno strumento caldo, che vi invita comunque ad andare sempre ad approfondire leggendo un buon libro, in questo caso di Fabrizio Carcano, ce ne sono tantissimi, di Gabriele Moroni, Di e Laura Marinaro. domani in edicola giallo però, perché domani c'è una bomba in copertina, però non vi dico niente. E anche il giorno perché sono gli articoli di Gabriele. È giusto. E allora niente, ci sentiamo mercoledì e ci vediamo perché insomma mercoledì prossimo per un'altra storia, magari torniamo nel passato. Ciao. Ciao ciao. Ciao. Avete ascoltato Giallo Radio Club.